Le uova del momento, le uova di Giova, versione classica e al cioccolato. Andiamola a fare. Oggi ci facciamo le tanto virali uova di Giova. Le fanno tutti, le facciamo anche noi. Allora iniziamo separando i tuorli dagli albumi. Mettiamo un pizzico di sale sia negli albumi che nei tuorli, una goccia di limone sempre negli albumi e iniziamo a montare a neve ferma. Eccoli qua, facciamo la prova, sono montati bene. Adesso che faccio? Batto un poco anche i tuorli. Io li faccio in due versioni, faccio sia quelli salati, i classici, che quelli dolci. Le faccio anche con le gocce di cioccolato. Ecco qua. Una volta che ho sbattuto un po' il rosso, possiamo iniziare con la prima fase. Facciamo quelli salati. Vi faccio il mio giro, il mio segno. 1 e 2. Vi faccio la mia montagna di albume. Me lo decoro così. Ecco, adesso in questi dolci ci mettiamo le gocce di cioccolato e mescoliamo un poco. Facendo attenzione a non smontare. In questo rosso io adesso ci metto un cucchiaino di miele, così da rendere più dolce anche la parte chiara, quella sotto e quella sopra. Una volta mescolato per bene il miele, vi faccio il mio giro. Ho già acceso il forno a 180 gradi che dovranno cuocere per una decina di minuti. Ecco qua una montagnella, un'altra, li bagno col rosso dell'uovo anche questi qua, diciamo al cioccolato, che hanno un po' di glassatura al miele. Ecco qua, adesso le metto in forno per una decina di minuti a 180 gradi. Ci vediamo dopo. Ecco le uova di Giova. E assaggiamo queste al cioccolato. Toppe, golose. Si sente il miele, il cioccolato. Questa è la versione classica, non è quella che fa per me, mi piace il cioccolato. Leggerissima, una nuvola. Buone. E brava Giovanotti, presto ha fatto.